Il Peperino a caccia dei primi punti stagionali ospita il Testaccio, che era partito in quarta vincendo la Supercoppa contro il Cotton, ma che ha successivamente accusato l'inizio di campionato. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Questa è Peperino Calcio 8, Testaccio Calcio 8, sesta giornata della Serie A della Lega Calcio 8. E nel frattempo andiamo a leggere le liste con il 3 Alaimo con il numero 1 Boni tra i pali, 17 Giuliani, 14 Luziatelli, Martino con il 19, Mazzesi con il 5, 10 Starace Alessio, 8 Starace Simone con il 6 T6, questa era la formazione del Testaccio, mentre il Peperino schiera con il numero 8 Aniballi, con il numero 9 Fonso, con il numero 10 Giovannetti Fabrizio, con il numero 1 Gropescu. Siamo pronti per cominciare. 22 Laurenzi, 2 Lorenzi, 7 Pagnotta, 5 Perelli, 23 Piras. Sarà subito il Testaccio a centrare con T6. Va direttamente in porta il Testaccio con il numero 17 Giuliani, la palla è alta, non impensierisce Gropescu, che va subito a giocare per il numero 2 della Peperino, che gioca con Piras, che perde il pallone, voleva dare la palla proprio al numero 8 Aniballi, allora batte il Testaccio questo fallo laterale, siamo sull'out di sinistra, calcio d'angolo subito per il Testaccio, no, l'ultimo tocco è stato del numero 3 Alaimo e allora sarà il Peperino a rimettere dal fondo. Ora Aniballi cerca un compagno in avanti, è il numero 7 Pagnotta che porta palla, allarga sulla destra, tenta un cross, ribattuto, rimpallato su Martino, batte subito Pagnotta all'indietro, interviene bene però il numero 10 Giovannetti, scusate, il numero 10 Starace per Simone Starace, scambia con un compagno, poi in avanti viene bene incontro Giuliani, si appoggia ancora su Starace, allargato sul numero 14, poi perde palla il Testaccio, potrebbe ripartire il Peperino. Aniballi per Piras che si appoggia sul numero 7, poi addirittura il Testaccio decide di andare all'indietro da Boni, scambiano Alaimo e il numero 14, perde palla adesso il Testaccio, viene Alaimo a cercare di recuperarla, ma la palla arriva al numero 7 della Peperino, fermato molto bene da Luziatelli, e allora il Peperino è costretto a tornare indietro. La palla per il numero 9, scambia con Giovannetti, interviene bene Martino, palla T6, serve Starace, Giovannetti interviene bene, la gioca per un compagno e va direttamente in porta, il tiro! La palla che colpisce il palo e si insacca nella rete protetta da Boni, 1-0 Peperino, il gol del numero 9 Fonso, 1-0 Peperino. Bravo Gio, bravo. Bravo Fabrizio. Allora subito Giuliani a centrare per la seconda volta per il Testaccio, all'indietro per Starace che decide di non calciare e allargare per Martino che torna proprio sul numero 8 che chiede ai compagni di salire. Adesso viene servito il numero 14 Luziatelli, Starace si guarda intorno, non sa chi passarla, torna ancora sul 14 che va su Alaimo.
torna su Luziatelli. Luziatelli tiene il pallone, cerca di sfondare sulla sinistra, non ci riesce, è fermato bene da Piras che scambia con un compagno. Adesso può ripartire la Peperino, viene messo giù il numero 7 della Peperino, Pagnotta, sarà calcio di punizione. A protestare Starace. Secondo il numero 8 del Testaccio non c'era fallo di ostruzione, si poteva tranquillamente continuare, mentre l'arbitro ha ravvisato una scorrettezza e quindi sarà il numero 8 Aniballi ad andare da calcio di punizione. Il fischio dell'arbitro, Aniballi direttamente in porta, è bravo Boni a mettere in calcio d'angolo vicino al raddoppio il Peperino. Batte subito il Peperino vicino, uno scambio tra Perelli e un compagno, adesso la palla che entra all'interno dell'area di rigore, Giovannetti cerca di controllarla, è bravo il numero 6 del Testaccio ad intervenire e a servire Alaimo, poi subisce anche fallo, sarà calcio di punizione, battuto subito dal Testaccio che va su Martino largo sulla fascia sinistra, si torna su Luziatelli che va su Starace. Starace è bravo con il destro ad allargare, ma il pallone è un po' impreciso per il numero 10 Alessio Starace. Sarà rimessa laterale per la Peperino. Si carica il numero 2 della Peperino, pallone che arriva a Fonso, autore del gol dell'1-0. Quindi Piras può controllare e scodellare in avanti, anticipato l'attaccante della Peperino, quindi ha la palla adesso Starace, viene su Alaimo, una finta, poi torna ancora su Simone Starace, a contrasto, poi Alaimo direttamente in porta, deve solo bloccare Gropescu, allarga su Piras. Piras viene dentro per un compagno, adesso pallone che arriva al numero 22 che torna su Aniballi, il tiro è alto, ancora buona manovra della Peperino. Allora Starace va su T6, Martino, ancora Simone Starace, attenzione, pressato da Aniballi che prende palla in un primo momento, bravo poi a rinvenire Martino a riprendere il possesso della sfera, a giocare con un compagno, pallone che adesso è arrivato a Starace che ha scambiato poi con T6, torna proprio la palla per il numero 6, aveva cercato un compagno che è andato giù, secondo l'arbitro non c'è fallo, può ripartire la Peperino. Palla per Giovannetti, attenzione Giovannetti, c'è dentro il numero 22 Laurenzi, Giovannetti fa tutto da solo, ancora un rimpallo, il tiro di Giovannetti, la palla che sfila fuori, pericolo per il Testaccio. Allora Boni fa ripartire velocemente la sua squadra, ha cercato Starace, fa salire Martino in verticale per Giuliani che va direttamente in porta, è buona la respinta di Gropescu, buona occasione qui del Testaccio, ancora Starace, il numero 6 che va direttamente in porta, ancora Gropescu a parare, era T6, battuto subito l'angolo proprio per T6, si appoggia su Starace, Giuliani, tiro ribattuto, quindi Starace. T6
Starace. Esci te, poco poco, uno che deve uscire, vai. Va su Alessio Starace con Alaimo, scambia. Pallone, scusate, per Luziatelli. Preso! Lascia sfilare Martino per Starace Simone. Interviene il numero 2 della Peperino, poi un tiro, ancora a bloccare Grupescu. E allora subito Grupescu ad allargare per il numero 2 Lorenzi della formazione in maglia rossa. Boni deve intervenire con i piedi e servire il numero 14 Luziatelli, che va su Martino. Starace aveva cercato di servire Giuliani, che veniva incontro, poi T6 allarga tutto su Alaimo. Alaimo torna su Giuliani. Starace, pallone all'indietro per T6 con il sinistro, cerca una verticalizzazione, non calcia da fuori il Testaccio, vuole entrare con la palla all'interno dell'area. Azione che diventa un po' complicata, si difende bene la Peperina, adesso prova a ripartire, era stato cercato in verticale Laurenzi, fermato il pallone dalla linea di fondo. Ora Alaimo, T6, è buono il cambio di gioco. Pallone all'indietro per Martino, dentro per T6, interviene bene un giocatore della Peperino. Protesta adesso la Peperino, ma che si vede fischiata contro un fallo laterale. Allora poi la palla per Starace, il tiro che rimbalza davanti a Grupescu, buona la parata. Luziatelli per Martino, il cambio di gioco è un po' impreciso. Andrà Piras a rimettere in gioco la palla con le mani. In avanti per il numero 7 che la gioca con Aniballi, per Lorenzi che sbaglia tutto. Sarà fallo laterale per il Testaccio che batte subito. Martino per Luziatelli. Starace, buona la palla per T6 che allarga ancora su Martino. Adesso Testaccio che preme, fa buona difesa però la retroguardia del Peperino. Ancora Starace su T6, adesso è tutta nella metà campo la Peperino. Ha sbagliato il passaggio di Luziatelli per Starace Alessio, e quando viene chiamato un time out dalla panchina della Peperino, l'indietro T6, può ripartire la Peperino con Aniballi per Pagnotta, interviene bene il numero 3 Alaimo, poi ancora palla per Aniballi. Adesso Giovannetti servito da Piras, Giovannetti sul sinistro, il tiro! C'è il raddoppio della Peperino con Giovannetti, servito bene da Piras che aveva recuperato palla, raddoppia la squadra di casa. Benissimo Gianluca, così mi piace, dai. Perdi il tempo che ci abbiamo un contropiede. Vai. Ancora palla subito per il numero 17 del Testaccio Giuliani, cerca di scagliarla contro la porta di Grupescu. Pallone non impensierisce però il numero 1 della Peperino. Era intervenuto bene qui Alaimo, pallone che però è arrivato a Fonso, che allarga su Lorenzi. Ancora cambio di gioco per Piras, all'indietro per Pirelli. Lorenzi allontana verso Laurenzi,
poi Fonso, adesso Piras può salire, buono il dribbling, interviene bene su una seconda battuta Laimo, ora T6 per Giuliani, non riesce il cambio su Alessio Starace e allora Aniballi. Non sa chi darla, Perelli, adesso Lorenzi, palla per Aniballi, arriva Alessio Starace che cerca di scambiare con Giuliani, secondo l'arbitro non c'è fallo, era andato a terra il 17 in maglia nera, poi ha rinviato la difesa della Peperino, può di nuovo imbastire una manovra offensiva da dietro il Testaccio, T6 su Alaimo, ha cercato una sponda su Compagni che non è riuscita, quindi Boni fa salire Martino in avanti per Giuliani, contrasto con Lorenzi, secondo l'arbitro c'è fallo a favore della squadra di casa, quindi Perelli lascia la battuta a Lorenzi che va proprio sul numero 5 che rilancia lungo dove non c'è nessuno, deve solamente controllarla Boni e servire subito Luziatelli che va su Martino, la palla rimpallata su Giovannetti, quindi touch, ancora da dietro il Testaccio, Luziatelli scambia con T6, pallone che torna proprio al numero 6, poi il suo passaggio filtrante viene intercettato e rispedito verso la retroguardia del Testaccio, la rimette per Alaimo, poi va appoggiato su T6, ha sbagliato il passaggio T6, è intervenuto bene Fonso che l'ha alleggerita su Aniballi che adesso guadagna anche un fallo laterale sulla pressione di Alessio Starace, sarà Piras a battere con le mani, pallone scodellato verso il centrocampo, interviene bene Luziatelli che serve poi Starace che va direttamente in porta, la palla si ferma all'interno dell'area sull'intervento di Perelli, poi l'arbitro fischia un fallo su Giovannetti da parte di T6, viene anche ammonito il giocatore del Testaccio T6. Perelli subito su Lorenzi, viene incontro Fonso, ma Lorenzi decide di andare su Giovannetti che la mette in avanti per Aniballi, fermato bene da Alaimo. Adesso Starace in possesso del pallone, salta un avversario Starace, potrebbe andare sul destro, prova a convergere ma fa buona guardia Fonso, quindi è costretto ad andare su T6 che va su Martino, tiro cross che si alza, non impensierisce Gropescu. Allora allarga il numero 1 della Peperino per Piras che viene dentro per Fonso. Adesso cercato Giovannetti che va a terra su intervento di Starace, si continua a giocare Aniballi, una serie di dribbling, poi la palla che gli rimbalza addosso e finisce tra le mani di Boni, mentre discutono animatamente Starace e Giovannetti. Adesso si crea un capannello a centrocampo, si calmano poi gli animi, discussione che è stata sempre a livello verbale, ha ammonito sia Starace che Perelli.
Bravo Gabri! Si va ai rimbalzi, ora Starace si può appoggiare all'indietro su Giuliani che va su Alaimo, il terzino torna sul numero 6 T6 per Alessio Starace che perde palla. Giovannetti aveva cercato un tiro, è stato proprio impallato da Anibali, poi Giovannetti cerca di superare Luziatelli, non ci riesce, può ripartire Alessio Starace che si appoggia su Simone Starace, numero 8, adesso porta palla il capitano del Testaccio, torna proprio su Alessio all'indietro per T6, la mette in avanti, va giù Alaimo, secondo l'arbitro non c'è niente, Alaimo ancora era riuscito ad entrare all'interno dell'area di rigore, molto coriacea l'avanzata del numero 3, è stato poi fermato da un difensore, la palla è arrivata a Boni che adesso gioca con Luziatelli che torna su Starace, un doppio passo del numero 8, ancora un dribbling su Pagnotta, viene dentro, scambia con T6, la palla arriva al numero 10 Alessio Starace che è deviata e si alza alta, sarà forse calcio d'angolo, sia così. Va Martino, la scodella fuori dall'aria, stoppa bene Starace che va sul sinistro, il tiro e la palla che passa sotto le mani di Gropescu, accorcia le distanze il Testaccio, 2-1. Che cosa fischi, non c'era! La rincorsa di Anibali che va direttamente verso la porta di Boni, il pallone che rimbalza in aria e finisce tra le mani dell'estremo difensore del Testaccio quando Martino la gioca su Starace che ha accorciato le distanze, quindi Luziatelli per Giuliani, va in porta la deviazione, la palla finisce fuori, sarà ancora calcio d'angolo. Martino la mette dentro, allontana la difesa del Peperino, poi un tiro al volo ribattuto, pallone che arriva verso Alessio Starace, Pagnotta è bravo in due tempi, toglie palla al numero 10 del Testaccio, poi è affrontato da Simone Starace e anche da Laimo, riesce a superare in un primo momento il numero 3, poi però Alaimo gli toglie il pallone che mette anche fallo Pagnotta, sarà calcio di punizione per il Testaccio che batte subito Alaimo, scambia con Luziatelli, pallone che arriva a Starace in avanti per Alessio Starace, sono 4 gli uomini intorno a lui, non riesce a filtrare, poi c'è un fallo su Starace fischiato dall'arbitro, sarà calcio di punizione per il Testaccio. Per tutti, Batte subito il Testaccio e fa 2-2, ma l'arbitro assegna il gol, è 2-2, stava sistemando la barriera Gropescu, è andato direttamente in porta il numero 17 Giuliani, c'è 2-2 per il Testaccio. Allora Giovannetti su Pagnotta, pallone per Fonso che allarga su Lorenzi, pressato da due uomini, Fonso riesce a liberarsi sia di T6 che di Starace e a servire Lorenzi, adesso c'è un fallo di Martino da dietro, va giù Giovannetti, sarà calcio di punizione.
Aniballi sul pallone. Non stringe troppo, picchio. Bravo Ale. La rincorsa del numero 8, il fischio dell'arbitro va con il destro, la palla rimbalza, è bravo Boni a dire di no al giocatore della Peperino. Battuto subito il fallo laterale, siamo vicino alla bandierina al calcio d'angolo, l'arbitro fischia 2 volte, è finito il primo tempo, 2-2 tra Testaccio e Peperino. Le due squadre hanno voglia di riprendere subito le ostilità. Un 2-2 emozionante, era passato in vantaggio 2 volte. Il Peperino aveva trovato l'1-0 e il 2-0. Poi però il Testaccio è riuscito prima ad accorciare le distanze e poi a pareggiare. Vuole forse andare subito in porta la Peperino, poi ci ripensa. Giovannetti per Pagnotta, scusate. Aniballi, una serie di finte, riesce a destreggiarsi a 3/4, a servire il compagno numero 10, poi Lorenzi subito in verticale. Luziatelli deve solo far sfilare tra le mani di Boni. Allora Starace. La palla gli scivola per via del campo bagnato, non ne approfitta la Peperino che mette in fallo laterale subito Martino per Luziatelli che va su Starace. La palla per Giuliani, autore del 2-2, Starace allarga, interviene bene un giocatore della Peperino, poi il tiro e c'è il gol del Testaccio, 3-2, era andato 2-0 sotto, il Testaccio è riuscito a tornare in vantaggio con Alessio Starace, 3-2. Va subito la Peperino, pallone che rimpalla su Giuliani, poi Laurenzi, Piras, Perelli per Aniballi che va giù, secondo l'arbitro non c'è fallo, quindi Giuliani allarga tutto su Alessio Starace. Alessio Starace cerca di convergere sul destro, va all'indietro su Capitan Starace che torna proprio su Alessio Starace, cerca di calciare con il destro, non ci riesce, interviene Piras. Poi Alaimo guadagna un fallo laterale, secondo l'arbitro non è così, sarà quindi la Peperino a rimettere la palla in gioco con le mani. Piras subito per Laurenzi che aveva cercato Pagnotta in avanti, arriva Boni, la stoppa con i piedi, poi se la porta alle mani e serve Martino. Adesso più in tranquillità il Testaccio che è riuscito a trovare il vantaggio, mentre la Peperino sembra aver accusato già dal 2-2. Un lancione che sfila sul fondo, quindi Boni a rimetterla in gioco per Martino. Martino cambia tutto su Giuliani, è bravo a servire Starace, non è buono il controllo però del numero 10, quindi Piras ne approfitta e serve Laurenzi. Laurenzi 3/4 campo, all'indietro, pallone un po' troppo orizzontale, riesce ad arrivarci Lorenzi, poi il suo lancio finisce comodo tra le mani di Boni che rimette in gioco subito per Starace, viene in pressione Giovannetti, il numero 8 serve Alessio Starace che va su Tisei, una finta con il destro, poi torna indietro su Luziatelli. Starace è pressato in maniera irregolare Giuliani, secondo l'arbitro c'è calcio di punizione.
chiede addirittura 3 uomini in barriera Gropescu, teme la botta di Mirante e di Giuliani. Il fischio dell'arbitro, 3 in barriera, la rincorsa di Giuliani che la prende in pieno, poi di nuovo a calciare, è bravo Gropescu a distendersi e bloccare il pallone. Piras, Giovannetti torna sul numero 23, attenzione adesso c'è la pressione del testaccio, Gropescu come può, serve Lorenzi che va su Aniballi, poi Piras, lancio lungo, interviene bene Luziatelli, poi bravo Aniballi in pressione, Martino non si lascia ingannare, buono lo scambio con un compagno, Martino cerca di calciare, pallone che rimpalla su Lorenzi, sarà fallo laterale, battuto subito da Martino a cercare Tisei, interviene Pagnotta, ora è pressato proprio dai 2 giocatori, riesce a far passare la palla in mezzo ai 2 del testaccio, costretto però a tornare sulla fascia, poi il suo tiro cross è alto, allora Boni allarga per Alaimo, Starace cerca e trova Luziatelli, è pressato però da Pagnotta e Giovannetti, è costretto a tornare indietro da Boni che scodella in avanti per Giuliani, affrontato bene da Perelli, poi Starace voleva tenere il pallone in gioco, ha servito però un giocatore della Peperino che adesso va giù, calcio di punizione, era Laurenzi. Due sul pallone, il fischio dell'arbitro. Parte Aniballi con l'esterno destro, la palla è troppo larga, è stata anche deviata, sarà calcio d'angolo. Il cross dentro sul secondo, allontana molto bene Luziatelli, poi la palla diventava buona per Giuliani che non ne ha approfittato, il controllo non è stato dei migliori, poi Starace rimette in gioco Giuliani che si allunga forse troppo il pallone ed esce in fallo laterale, subito Giuliani a servire Starace fermato dal suo omologo Giovannetti che va in verticale per Pagnotta, l'uscita di Boni fuori dai pali, siamo sull'esterno e il tiro di Pagnotta e c'è il gol, uscita forse un po' troppo dissennata di Boni e c'è il 3-3 della Peperino. Giuliani, Starace, Martino, Starace. Partita ricca di gol e di emozioni, Alaimo all'indietro per Starace. Per Tisei è fermato molto bene da Pagnotta, di là per un compagno, Aniballi, si divora il gol del 4-3. Allora Boni con le mani per Martino, è buono lo stop di petto del numero 19 che poi va su Starace che allarga su Alaimo, torna indietro proprio dal numero 8, la verticalizzazione è buona per Tisei, ora Tiziano Alaimo, Giuliani, Alaimo con il destro direttamente in porta, Gropescu mette in angolo. Subito per Martino che
scodella la palla che poi arriva da Alaimo. Alaimo con il sinistro, può ripartire Pagnotta, affrontato da Starace, lo supera Pagnotta, adesso 2 contro 1, Pagnotta va direttamente in porta con il sinistro, l'esterno esce. E allora Starace di là per Alaimo, cambia gioco, T6 di testa, era buona la sponda per Giuliani, non è arrivata però perché ha fatto buona guardia la difesa della Peperino. Poi il colpo di testa che è arrivato addirittura da Boni, quindi Luziatelli, ricomincia da dietro il testaccio. Starace finta il tiro, questa volta l'effettua, 2 deviazioni, sarà calcio d'angolo, adesso preme la squadra in maglia nera. Starace per T6, T6 torna proprio sul numero 8, uno scambio tra i 2 giocatori, poi la palla messa sul secondo palo, addirittura con la mano Giuliani, fischio dell'arbitro, non sarebbe mai potuto arrivare sul pallone il numero 17, ci ha provato alla Diego Armando Maradona con la mano de Dios, non è passato inosservato, non è riuscito neanche a correggere la palla in rete, quindi si riprenderà da un calcio di punizione dal destro di Gropescu. Il rilancio, il colpo di testa di Alaimo, pallone che arriva Alessio Starace che si appoggia su Simone Starace, finta il tiro, Gropescu intimorito sempre quando il numero 8 carica il destro, poi Alaimo guadagna un calcio d'angolo, batte subito Alaimo, la palla all'indietro per Starace al volo, ha tentato l'Eurogol, non gli è riuscito. Ancora buono Starace a riprendere il pallone, a servire Alessio che va in porta, ancora Gropescu. Gropescu di controbalzo al rinviare, quindi Pagnotta che controlla bene, è affrontato però altrettanto bene da Luziatelli. Pagnotta una serie di finte, rimane lì sulla bandierina, viene poi fermato dal giocatore del testaccio e quindi Alessio Starace a cercare Giuliani. Anniballi a contrasto proprio con il numero 17, alla meglio però l'8 in maglia rossa, quindi Piras all'indietro per Perelli, Lorenzi in avanti, Laurenzi, è buono il controllo di Pagnotta, poi però si perde, quindi il testaccio che riparte con Luziatelli allargato per Alessio Starace, non riesce a passare in mezzo alle maglie della squadra di casa. Poi secondo l'arbitro la palla è uscita in fallo laterale, quindi Alaimo si appresta a rimetterla in gioco, subito per Starace. Alaimo ancora, Martino, ancora Martino, il passaggio all'interno dell'area, raso terra, nessuno è riuscito a correggere in rete. Gropescu con molta calma, chissà quanto fa comodo questo punto alla Peperino contro una squadra come il testaccio. Anniballi riesce a girarsi, può convergere sul destro, è fermato da Martino, secondo l'arbitro è calcio di punizione. Giovannetti, adesso dobbiamo stare attenti alle battute veloci, ne ha approfittato prima Giuliani, chissà che non si vendichi la Peperino, invece no, Anniballi chiede la distanza, 2 uomini in barriera, Martino e T6, Boni sistema la barriera, il fischio dell'arbitro. La rincorsa di Anniballi con il destro,
La palla sfila sul fondo. Allora Laimo. Starace. Palla sul destro, la finta. Poi cerca Alessio Starace che si gira! E c'è il 4-3 del Testaccio che torna ancora in vantaggio. Pagnotta, Piras, tutto da rifare adesso per la Peperino che vede sfilare anche questo punto. Martino bravo su Aniballi, Lorenzi rimetterà in gioco, va subito il numero 2, Martino poi però di petto è bravo, serve Starace che va su Alessio. Simone d'esterno per Alaimo anticipato da Piras, sarà fallo laterale. Signore, prossima Black Mamba, grazie. Interviene bene Piras su Alessio Starace e quindi Alaimo che deve ancora battere da fallo laterale. Stavolta va su Simone Starace che va all'indietro su Luziatelli. Ora Testaccio che non deve commettere l'errore precedente, non deve sedersi sugli allori, ma deve mantenere questo vantaggio. Lancio in avanti che viene fatto sfilare da Luziatelli, poi subito Boni per Simone Starace, affrontato da Fonso, quindi decide di andare su Alaimo, di là per Martino, verticalizzazione che non riesce, bravo Lorenzi a intervenire, poi il lancio in avanti a cercare Aniballi che l'aveva messa di là per Pagnotta. Buona azione questa della Peperino che non è riuscita però a concludere in porta, poi ancora un lancio lungo. Giuliani è affrontato da Perelli, secondo l'arbitro c'è calcio di punizione. Giuliani la calcia addosso a Lorenzi, l'arbitro però preferisce non intervenire. Adesso si crea una cerchia intorno al direttore di gara che è irremovibile, oramai tra l'altro ha fischiato il calcio di punizione, quindi non difficilmente si torna indietro. Ora alla rincorsa Giuliani. Sempre 3 uomini in barriera per Gropescu. 4 più recupero il fritto adesso, questa è mia fianco a te, chiamateli dopo. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Giuliani con l'esterno destro, fredda Gropescu, 5-3 Testaccio che ora allunga le distanze, diventa difficile per la Peperino riprendere la partita. Subito all'indietro per Giovannetti, Piras. E allora Giuliani di tacco, è buona la palla per Alessio Starace che va sul destro, stavolta non riesce a superare Gropescu. E allora Lorenzi con l'esterno destro di là, bravo Luziatelli su Pagnotta, poi un rimbalzo però che favorisce il numero 7 che va giù, sarà calcio di punizione per la Peperino.
Massimo! Centrale 4! La rincorsa e il tiro, l'impressione del gol, ma la palla ha preso l'esterno della rete quando viene poi chiamato un time out dalla panchina del Testaccio. Sarà Boni a riprendere il gioco dopo il time out chiamato dalla panchina del Testaccio, quindi Boni che va su Alaimo per Starace. Starace ancora su Alaimo. Alaimo può cercare un passaggio dentro per Alessio Starace. Non passa però il pallone rasoterra che viene rispedito nella retroguardia del Testaccio. Adesso sale Simone Starace per Alaimo, ancora sul capitano del Testaccio, sul terzino, poi Alessio Starace. Secondo l'arbitro c'è calcio di punizione per il Testaccio. Starace all'indietro per Alaimo, lascia il compagno numero 8, poi spera che arriva a T6, ancora Alaimo, una serie di finte su Piras, la mette dentro, non c'è nessuno, allontana Perelli. Simone Starace a contrasto aereo con Aniballi, poi Alaimo è tornato proprio sul proprio capitano, ma può ripartire la Peperino con Giovannetti, il tiro, scusate, era Pagnotta, il tiro che sfila sul fondo e non impensierisce Boni. Ora sembra padrone del match il Testaccio. Peperino che ha accusato assolutamente il 4-3, il 5-3, non riesce a riprendersi dopo i gol di Starace. Ancora palla per Giuliani che si gira, gol quasi fotocopia a quello di Alessio Starace che adesso lo va ad abbracciare, è 6-3 Testaccio. Laurenzi all'indietro per Giovannetti, Piras, Perelli, allontana Gropescu, colpo di testa di Laurenzi, è quasi uno stop, però ne approfitta Starace per servire un compagno. Poi ancora Alessio Starace, il tiro, Gropescu dice di no ad Alessio Starace, ma non può nulla sul tap-in vincente di Giuliani, 7-3 Testaccio.
2 minuti di recupero alla fine della partita. Adesso cambio di gioco su Aniballi, affrontato da Martino. Aniballi riesce a tenere la palla in campo, dovrebbe effettuare un cross, decide di convergere sul destro, poi commette anche fallo sul numero 19, anzi no, c'è fallo per la Peperino, sarà calcio di punizione per la squadra in maglia bianca e rossa. Adesso forse squadra di casa che vuole quantomeno accorciare le distanze. 7-3 è un passivo forse troppo severo per come hanno giocato i ragazzi capitanati da... Mentre, attenzione, riparte ancora il Testaccio, la palla scodellata dentro da Giuliani, il tiro, Starace non riesce a trovare il gol dell'8-3 per il Testaccio. Gropescu per Lorenzi, viene dentro per Giovannetti. Giovannetti all'indietro per Lorenzi, affrontato da Starace, lo riesce a saltare, a servire Aniballi. Cambio di gioco per Piras, ora può riversarsi nella metà campo del Testaccio la Peperino, che guadagna un fallo laterale in posizione molto avanzata, mentre arriva il triplice fischio dell'arbitro. Il Peperino Calciotto non riesce ancora a trovare i primi 3 punti della stagione, mentre il Testaccio Calciotto con questa vittoria potrebbe veramente gettare le basi per una rincorsa al gruppo di testa.